Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, ragazzi di Roma. Aalborg, ultima possibilità ragazzi, perché siamo già in crisi nel girone di Europa League. Vai Fiori. C'è stato il primo gol di Veneziano e già questa è una cosa buona. Maicon. Totti. Vai Come. Cerca spazio. Come vedi Iturbe. Vai Iturbe. Evita l'intervento dell'avversario. Iturbe, gol! Sarebbe stato davvero un Fuori di niente, ma che sfiga ragazzi. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Che sfiga raga. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Dai Fiori, Questo dai. dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Fuori, vai. Rini. Vai. Attenzione Totti. Totti vede Veneziano. Non c'è fuori gioco, Il Cume, missile. E il capitano Francesco Totti. 1-0 Roma. È partita alla grande la Roma, carca puttana. Regalo del portiere, lui non ha sbagliato. Grandissimo Veneziano, fa un gran tiro e Totti non segna. sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Bravi Fiori, dai, ricordiamo sempre siamo a livello massimo, Superstar vuole imparare subito col livello massimo. Gervinho. L'Aalborg sembra... Ecco il tiro! Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Ragazzi, 75esimo, 1-0, stiamo giocando un bellissimo calcio, purtroppo ci siamo mangiati un po' di gol, ma siamo in completo controllo. Si è fatto un po' di cambi, Gervinho non è mai fallo, bravissimi, arbitro. La giocata in profondità. Erpupo per Veneziano, fuori gioco di Veneziano. Guardaline alza la bandierina. Fuori gioco del talentissimo, perché il Veneziano è sempre il talentissimo. Lancio lungo del portiere. Totti sta decidendo sto match che è di fondamentale importanza per avere ancora chance di passare. Totti Palla illumina, intercettata, peccato. ottimo il suo senso della posizione. Vinceremo il tricolore. Passaggio in Dai, tanto pensiamo a passare in Europa League, dopo vediamo. Occhio no. Situazione spinosa, ma Bravo il suo intervento Castano. è stato provvidenziale. Strootman qua sbaglia, è entrato non benissimo Chevinone. E intanto il tempo passa. Dai, anche un La 1-0 Roma così, deve dai, anche un resistere ancora 1-0 qualche così. istante. Va bene al primo tiro, bravissimo. No, ma dai! Fallo, Ma nessun dai, ma dai! Vanno alle mani i giocatori. Dai Nango, ti prego, buttala Pallone fuori. Fuori e godo. Vai De Santis, un rinvio lungo. Vai De Santis. Spondona di Veneziano, bellissima per il Gervi, che il Gervi ci arriva. Qua Veneziano fa una cosa splendida, benissimo, guadagniamo tempo. Dai che torniamo in corsa. Totti la mette in mezzo, non ci arriva il Cuba per pochissimo, che sfortuna. Ashley Cole. Strootman. Yangambiwa. Veneziano entra in area, il Cuba entra in area, il Cuba di sinistro, ragazzi, il mio piede sinistro e si vede abbastanza. Ha provato a fare... E finisce qua 1-0, grande Roma. Siamo tornati in corsa per la qualificazione. Un secondo tempo da seguire tutti insieme. Ho bisogno di supporto comendiano perché non possiamo non vincerla. Dobbiamo arrivare a 6 punti nelle due partite decisive con Lille e Olympiacos. Iturbe. Madonna. Dai, in the box. Sfruttiamo qua le capacità aeree di Veneziano. Attenzione qualcuno, Iturbe! Sulla linea. Preferisce non rischiare e spazza. Non ci credo sulla linea, su Iturbe era gol fatto, Ashley Cole.
Che beffa, Emanuelson entra. Emanuelson vede il capitano. Il capitano! Cioè solo un capitano. dallo specchio della porta. Pazzesco, pazzesco. Dobbiamo che sperare a questo punto. Lille deve vincere a questo punto. Così una va a 12 in fuga, già passata. Iturbe. Mettila bene. Non ci credo mai Iturbe. Cosa mi ha preso su Iturbe il difensore danese. Attenzione, Totti. Troppo lento in questo frangente. Sbroglia una situazione molto pericolosa. Oggi non vuole arrivare al gol, c'è contropiede danese, se lo prendiamo è finita, Niente gol finora, 0-0. Merda. Può crossare, può andare alla conclusione. Offside puro. C'è qualche protesta. E adesso andiamo anche a Credo fare che qualche Guardalini abbia cambio. visto bene. Schema di gioco. Vediamo chi è stanco, sono tutti in forma però, proviamo Pjanic per Iturbe, che comunque Iturbe è quello che mi convince meno, anche se non è un ruolo proprio non suo. Però Totti non si può levare, cazzo, ha 99 anni, Totti, ma è ancora decisivo. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Dai, prendimela però, Darca trota. Grande azione personale. C'è spazio. Buono. Occhio. È una banosta De Rossi. No, ecco i classici errori che non riesco proprio a capire. Bravissimi, vai Pupo. Che nervi. Totti. Nainggolan. Ciofeca del Nainggolan. Bordate del genere possono essere sarà dura. anche da quella distanza. Se non facciamo i 3 punti però anche oggi sarà molto dura passare il turno. Anche perché se vince l'Olympiacos è quasi finita, Dopo le occasioni le ho avute per andare in vantaggio, ma stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Qua Cole purtroppo non ce la fa. Rimessa laterale qui. Bravissimo Ashley, qua fa il miracolo Ashley. Ma non era per te, era per Totto. Era per Francescotto Totto. Ma porca di quella porca. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Attenzione qua. L'Alborg non ha fatto niente in 2 partite, incredibile. E forse riesce a strapparmi un punto in Danimarca. No! Vabbè, no, addirittura 3 punti, Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Qua abbiamo rischiato, qua è stato il rischio comendiano, uno dei più tipici. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. De Santis, vede Castan per Maicon, il colosso. Pjanic, in realtà era un po' di profondità per Veneziano, ma va bene. Pjanic, vai Cuba. Totti. Vai Pupo. Il Pupo vede Nainggolan, ragioniamola. Adesso mai più perché mancano appena 5 minuti. Totti, il Cuba. Non ci credo. Allontana il pallone senza per la verità troppi complimenti. E intanto il tempo passa. Don not parole. No, il super contropiede no. Poteva essere il gol della vittoria. Merda. Grandissimo salvataggio. All'ultimo respiro, Beppe, all'ultimo respiro. Niente, Totti che sempre pretende un dribbling in velocità al 90esimo. Ancora 0-0. E finisce qua. 4 punti in 4 partite, sarà durissimo passare il turno. Prova a saltare il centrocampo. Nainggolan. Può essere la Per il Cube. Non ci credo la parata di gamba, la giocatore di hockey. Pallone in avanti. Finisce qua 0-0, vediamo la classifica. A questo punto speriamo nella vittoria del Lille. Con la vittoria del Lille abbiamo ancora buone speranze. Molto tattica, molto bloccata.
Giusto il risultato di Vediamo un parità, ma po', insomma. madonna, che girone balordo, che girone balordo però. Non ci credo, ha vinto l'Olympiacos 9-9-4-1. L'unico modo per passare, ragazzi, è vincerle tutte e due. Sarà veramente un'impresa, raga. Un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.